C'è voluto un piattone di Salvo Maimone per avere la meglio di un coriaceo Atletico Catania, partita sudata, si sapeva già alla vigilia, visto il valore dell'avversario. Alla fine ci hai pensato tu, sempre più leader di questo Modica capolista. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sapevamo che era oggi non una partita, una battaglia. Conosco molti dell'Atletico, so che è una squadra attrezzata per fare bene, però ci godiamo questa vittoria. Già da domani penseremo alla Nebros, che abbiamo un'altra battaglia da affrontare. Qual è la forza di questo Modica? La forza per me non esiste forza, quando hai gruppo, hai carattere, queste categorie si vincono per questo, non si vincono con le giocate, non si vincono, si vince solo con il gruppo, con la compattezza di squadra, volersi bene uno con l'altro e andare avanti, questa è la nostra forza. Ti senti comunque uno dei leader di questa squadra? Sicuramente sì, però non sono l'unico leader in questa squadra, siamo molti leader. Partendo anche dai più grandi come Marco Rossi, Belluso, poi chi c'è Palmisano, siamo un po' tanti che fanno la differenza, sono ragazzi che hanno giocato in categorie importanti, però la categoria non fa testo, giochiamo in eccellenza e dobbiamo lottare su tutti i palloni per vincere ogni partita. Mister, le grandi squadre, queste partite così tirate, così chiuse, le vincono. Il Modica ha vinto, il Modica è una grande squadra. Grazie del complimento, troppo buono. Diciamo che sapevamo dell'importanza della partita, perché in settimana avevo parlato che giocavamo con una squadra che aveva solo preso 2 gol in tutto il campionato, aveva perso solo una partita, forse pure meritatamente, a Milazzo. Sapevamo la forza, sapevamo che è una squadra che ha lo stesso allenatore dell'anno passato, la qualità dei giocatori, un allenatore esperto. Quindi questo lo dice lunga sulla partita, che credo che dopo la prestazione pure di mercoledì la squadra a livello mentale, forse subito la prima parte non siamo partiti come siamo abituati a farlo, perché ci siamo un pochino ancora scollati addosso quella rabbia del non passaggio del turno, perché ci brucia per come sono andate le 2 partite e per come abbiamo preso i gol di Acudiac col pugno. Però basta, guardiamo avanti, chi guarda al passato non ha futuro, la partita è stata fondamentale, piano partita eseguita bene dai ragazzi, nel secondo tempo siamo usciti fuori bene nonostante aver giocato mercoledì, e poi la fortuna di avere i 5 cambi, che per me è la base. Le partite ormai si vincono in 16, non si vincono più in 11, ormai il mio concetto è questo, i ragazzi lo sanno, al di là di chi gioca o non gioca. Anche sull'episodio che si è fatto male Rossi abbiamo fatto un cambio che l'arbitro non ce l'ha permesso, perché Mallia già era uscito dal campo, anche là con Gabriele Cacciola che è entrato, si è sacrificato e si è messo di difesa, abbiamo tenuto, non abbiamo rischiato niente, voglio dire, il mio portiere non ha fatto neanche una parata. Adesso, dopo chiaramente un giorno di riposo, la testa alla prossima partita a caccia del Settebello. Sì, una partita, lo dico da oggi, difficilissima, su un campo difficile per dimensioni, anche perché è un campo di primissima generazione di sintetico, dove non c'è più niente di sintetico, la combina è stata tolta, un campo stretto, corto tipo il nostro, dove la squadra di casa fa l'arma in più, perché la Nebros ha una forza dentro quel campo, raddoppiano, triplicano le forze. Se noi raddoppiamo e triplichiamo le forze e impattiamo l'agonismo, la cattiveria e la ferocia, la distanza, allora la tecnica e la tattica può venire fuori, ma se non impattiamo questo è una partita difficilissima. Già da martedì ci metteremo subito a martellare. Grazie mister. Prego, grazie a voi.